Oltre 41 milioni di euro per 97 interventi finalizzati alla valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e culturale del Veneto. Questo è quanto la Regione del Veneto, utilizzando le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ha investito nel periodo di programmazione 2007-2013. Grazie a questi finanziamenti si sono potuti tutelare e valorizzare alcuni significativi beni artistici, storici e naturalistici attraverso opere di recupero, nuove realizzazioni o attività innovative di promozione, con l'obiettivo di rendere questo importante patrimonio del Veneto più fruibile da parte dei suoi cittadini. È il caso del Museo Civico di Bassano del Grappa, il primo museo civico del Veneto, la cui riqualificazione è stata finanziata con 1 milione di euro dei fondi comunitari, grazie ai quali si è provveduto ad ampliare e rinnovare il piano terra, attuando interventi strutturali, nuova impiantistica, recuperando così nuovi spazi museali per la didattica e la divulgazione. Durante i lavori sono stati riportati alla luce elementi ottocenteschi, come la scritta Museo Comunale, databile al 1840, anno dell'inaugurazione. Il ripensamento degli spazi ha reso possibile una fruizione dinamica, interattiva, secondo le esperienze più avanzate, garantendo anche l'accesso all'utenza con disabilità fisica, grazie all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione della pedana mobile all'ingresso. È stato rimodulato l'intero sistema di accoglienza del pubblico con una nuova area informazioni. Multimedialità e nuovi arredi, maggiore funzionalità della biglietteria e del bookshop, nonché dello spazio conferenze Sala Chilesotti. Sono stati ricavati nuovi spazi per la sezione museale dedicata alla storia della città e per accogliere il gabinetto delle stampe. Particolare attenzione è stata dedicata agli utenti più piccoli del museo, i bambini che potranno disporre di un'aula didattica multifunzionale e di uno spazio per lo scavo archeologico simulato. La valorizzazione della tradizione, con un recupero filologicamente corretto, è alla base dell'intervento realizzato nell'Altopiano della Lissinia, un ambiente singolare per molti aspetti intatto, in cui è ancora oggi possibile leggere come l'uomo è riuscito nel passato a vivere in un ambiente difficile. Attraverso un finanziamento di quasi 600.000 euro è stato possibile recuperare il sito di Contrada Valle, nel comune di Velo Veronese. Un complesso in pietra ci presenta il modello abitativo tradizionale tipico dell'Altopiano della Lissinia. Grazie al finanziamento europeo erogato dalla Regione del Veneto, la comunità montana Parco Regionale della Lissinia ha completato il recupero dell'area esterna del sito, ha quindi acquistato mobili e arredi che consentono alla struttura di ospitare convegni ed eventi. Dal nuovo parcheggio esterno si risale fino a Contrada Valle lungo un camminamento pedonale. Le recinzioni, così come le aree sosta e la pavimentazione al di fuori della struttura, sono state realizzate con la tipica pietra della Lissinia. All'approccio filologico e archeologico e all'aspetto culturale si è affiancata la sperimentazione energetica in piena adesione ai principi della sostenibilità e tutela ambientale. Un impianto fotovoltaico di 3 kW garantisce autonomia alla struttura. L'innovazione anche nel turismo è uno degli obiettivi del programma operativo regionale. Obiettivo raggiunto. Per fare un esempio singolare, in uno degli angoli più affascinanti del Veneto, come dimostrano le migliaia di utenti che annualmente frequentano il parco avventura Le Fiorine di Teolo, in provincia di Padova, un'area di 2 ettari nel parco regionale dei Colli Euganei. Qui, al fascino dell'ambiente, si unisce il divertimento e il mettersi alla prova in un parco avventura, passando da un albero all'altro, attraverso ponti tibetani o lungo cavi d'acciaio, utilizzando carrucole agganciate alla tyrolienne con cui scorrere sospesi da terra, camminare su tronchetti di legno oscillanti o procedere a carponi attraverso barili sospesi fino ad abbandonarsi a un salto nel vuoto aggrappati a una specie di liana. Questi parchi hanno avuto un grande successo nelle aree alpine e montane. Grazie al finanziamento di 300.000 euro dei fondi comunitari FESR, il bosco di Collina è stato trasformato in un intreccio di percorsi sospesi tra gli alberi. 3 in quota riservati ad adulti e ragazzi, un'area adibita alle lezioni di prova e un percorso con doppia tyrolienne per bambini fino a 6 anni, dove anche i più piccoli possono divertirsi a pochi chilometri dalla città in autonomia.